Il Veneto sarà la prima regione in Italia a ricevere la flotta di treni più moderna d'Europa. Parole ambiziose quelle del ministro dei trasporti Delrio oggi a Venezia in occasione dell'accordo tra Regione e Trenitalia, un contratto del valore di 4,4 miliardi di euro per il trasporto pubblico. Un accordo storico, lo ha definito il governatore. Di questi uno sarà destinato agli investimenti per il totale rinnovo della flotta dei treni circolanti nel nostro territorio. Un investimento importante che consentirà, con oltre 1 miliardo di investimenti, non solo di produrre treni nuovi, quindi di cambiare tutta la flotta del Veneto e portare così la flotta, diventerà la flotta più giovane d'Europa in pochi anni, con un primato anche europeo, ma consentirà anche e soprattutto di produrre nuovo lavoro, di consentire alle fabbriche italiane che producono i treni di avere nuovo lavoro. Fa parte di una strategia che è la cura del ferro, che riguarda le città, riguarda il trasporto regionale e che riguarda soprattutto i pendolari, dove abbiamo messo anche facilitazioni per gli abbonamenti. Abbiamo detto alle imprese che devono mettere nel welfare aziendale e possono detrarre i costi nel welfare aziendale degli abbonamenti che danno ai loro dipendenti, quindi vogliamo promuovere sempre di più il trasporto quotidiano. Il ferro è la scelta giusta per muoversi in Italia. Il nuovo contratto copre il periodo che va dal 2018 al 2032 ed essendo il Veneto la prima regione in Italia ad aver firmato l'accordo, sarà anche la prima a ricevere i convogli, 78 in totale, di cui 47 rock e 31 pop. Treni confortevoli, più veloci, attrezzati per accogliere le biciclette, con sistema di videosorveglianza e wifi. È un accordo storico, siamo la prima regione in Italia che firma questo contratto di servizio. Per noi significherà avere 38 treni nuovi, treni ad altissima tecnologia, e ovviamente svecchiare del tutto il nostro parco mezzi, visto e considerato che avremo alla fine 110 mezzi con un'età media inferiore ai 5 anni.